21 sindaci, 3 province e 4 categorie economiche firmano un accordo per chiedere alla Regione un'opera complementare cruciale per alleggerire il traffico e il collegamento tra la futura superstrada e la nuova statale del Santo. La prefettura di Treviso si appresta a mandare un nuovo bando per la gestione dei centri immigranti di Dossone e Oderzo, che dunque rimarranno aperti per almeno un altro anno. Incredibile episodio questa mattina a San Biagio di Callalta, 54enne con problemi psichici sperola l'auto dei carabinieri, la prende a picconate. Ma la burocrazia, vittima del sindacalista della CGIL Nicola Talmi, il fornitore del gas, non ritiene valida la disdetta del contratto del padre morto a giugno perché manca la firma del defunto. Barriere architettoniche, Montascale bloccato, lo disse di un genitore che non ha potuto vedere la partita di volley della figlia al Palasport di Castelfranco. Irruzione in classe di un genitore dopo il brutto voto preso dal figlio e aggressione verbale all'insegnante, accade a Morgano, episodio gravissimo, dice il sindaco. Si chiama Serena da 8 anni, lotta contro il cancro, la 34enne di Crocetta del Montello ha deciso di raccontare una malattia in un blog che commuove il web. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali si apre parlando della Pedemontana, o meglio di un'opera complementare ritenuta cruciale, chiesta a gran voce da 21 sindaci, 3 province e 4 categorie economiche che sono riunite oggi a Treviso proprio per firmare un patto, una richiesta per questa opera complementare alla Pedemontana. Vediamo quale. 21 comuni, le province di Padova, Treviso e Vicenza e 4 associazioni di categoria, tutti allo stesso tavolo per la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la realizzazione del collegamento della Pedemontana Veneta con la strada regionale 308, nuova strada del Santo. Qualcuno dei presenti a Sant'Artemio ha definito la giornata storica perché si è riusciti a mettere insieme tanti territori diversi, trovando un accordo su un progetto ritenuto indispensabile. Perché manca un collegamento nord-sud tra la Pedemontana Veneta e l'Asse viario della 4 che arriva a Padova, che dà uno sbocco anche verso il centro Italia, e se non c'è le merci dovranno comunque viaggiare con un tempo di percorrenza più veloce e che tra l'altro impatterebbero nella viabilità locale. La Pedemontana Veneta, opera strategica per il Veneto, è indispensabile, hanno spiegato oggi i sindaci, per risolvere il problema del traffico nell'asse est-ovest. Questo prolungamento invece diventa fondamentale per collegare il nord al sud, attraversando 3 province che rappresentano una buona fetta del PIL regionale. Abbiamo aderito subito perché evidentemente non si tratta solo di un'opera particolare di un territorio, ma nella priorità della provincia di Treviso credo sia al primo posto perché ci permette un rafforzamento dei traffici nord-sud che sono un po' carenti. Per i territori, hanno sottolineato tutti i sindaci presenti, la mancanza di opere come questa rischia di avere pesanti ripercussioni sulla viabilità che attraversa i loro comuni. L'uscita del casello Mussolente Bessiga, dove porta tutti i camion, specialmente il traffico pesante. Assolutamente serve questa bretella, per 1,6 km stanno già realizzandola. E naturalmente portandola giù a Castello di Godego col collegamento indispensabile con la 308 risolverebbe un sacco di problemi per le nostre frazioni. Quello che i sindaci intendono fare con questo documento è un pressing sulla regione perché da un lato si apra la Pedemontana, nonostante le preoccupazioni per possibili ritardi, anche se dicono tutto si risolverà visto che si tratta di aspetti burocratici superabili, e perché dall'altro si ascoltino le loro richieste che riguardano le opere complementari ritenute dai primi cittadini altrettanto prioritarie. Non è che chiediamo il prolungamento della 308 a scapito di altre progettualità, no, le scelte sono già state fatte dalla Regione all'epoca, oggi in virtù di quelle scelte noi cerchiamo di andare a individuare una priorità. Allora parliamo di gestione dei migranti, dei centri migranti con l'ex caserma Serena e l'ex Zanusso aperte per almeno un altro anno. La notizia arriva indirettamente dalla prefettura. La Prefettura procederà entro febbraio alla pubblicazione di un nuovo bando per la gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di Oderzo e Dosson, che in concreto significa che almeno per un altro anno l'ex caserma Serena e l'ex caserma Zanusso non chiuderanno. E questo sebbene nei mesi scorsi si fosse accarezzata l'idea di dismettere almeno la struttura di Oderzo e la repentina chiusura su ordine del ministro Salvini di realtà come Bagnoli e Conetta avesse illuso anche la Marca.
Come ho sempre detto, il trend delle presenze all'interno della caserma Serena e Oderzo è in continuo calo. Ricordo che a Treviso abbiamo raggiunto anche picchi di oltre 850 richiedenti asilo, oggi siamo sotto i 340, verrà aperto un nuovo bando con dei numeri nettamente inferiori rispetto al passato e quindi a conferma che si sta andando nella direzione di un lento svuotamento dei nostri territori che poi porterà alla conseguente chiusura della caserma Serena. I richiedenti asilo ospitati nell'intera provincia sono ad oggi poco più di 1400. Gli sbarchi si sono interrotti e il problema si è spostato su chi è uscito dalla rete dell'accoglienza. Di certo però che il numero dei migranti sia in costante calo va verso la direzione fortemente voluta dai sindaci. Quanto ha dichiarato il ministro Salvini si sta verificando anche nei numeri, non aveva garantito e promesso dei tempi certi e nemmeno noi l'avevamo chiesto, a fronte però di una continua diminuzione delle presenze nel territorio che si sta verificando, quindi nessun allarmismo se si riapre di nuovo il bando, perché le 1400 persone che verranno ospitate in provincia sono nettamente inferiori rispetto alle 4-5 mila del passato. Allora la cronaca con l'incredibile episodio avvenuto questa mattina a San Biagio di Callalta, quando un uomo ha speronato l'auto dei carabinieri e poi l'ha presa anche a picconate. Lui ha preso la sua macchina, è uscito perché stava facendo le faccende, ho visto, e ha cominciato a sbattere il muso della macchina dei carabinieri. Sull'asfalto ancora i vetri in frantumi e la sabbia cosparsa per coprire la chiazza d'olio. Sono i segni del singolare quanto sconcertante episodio successo stamattina a San Biagio di Callalta. Verso le 10 un uomo di 54 anni, residente con la madre, ha dato improvvisamente in escandescenze, cominciando ad urlare e ad inveire contro i vicini. Immediatamente allertati, sul posto sono arrivati i carabinieri. Alla vista della gazzella, l'uomo, che nel frattempo si era procurato delle lesioni, è salito a bordo della sua macchina, ha messo in moto e si è scagliato contro quella dei carabinieri. Poi è sceso, ha preso dal bagaglio una piccozza che ha usato per distruggere il parabrezza della gazzella. I carabinieri, dopo aver chiesto rinforzi, hanno bloccato l'uomo in evidente stato di alterazione psichica, che è poi stato portato in ambulanza al Cafoncello, dove è tenuto sotto sorveglianza dai militari. I carabinieri intervenuti fortunatamente non hanno riportato ferite, così come illesi sono i vicini di casa, sebbene prima dell'arrivo dei militari l'uomo avesse preso di mira le loro abitazioni, scagliando sassi contro muri e finestre. Ma non so niente perché io non ero a casa, ho trovato tutto rotto, c'erano i carabinieri tutti quanti qua. E di sopra, dopo di sopra c'è anche l'altra finestra dentro. Vicini che si dicono preoccupati da intemperanze che vanno avanti da molto tempo, mentre la madre difende così il figlio. Mio figlio c'è tanti mesi che sta male qua, con tutta sta gente qua, sì, famiglie tutti arrabbiati con lui. E adesso invece un altro episodio che fa discutere l'episodio di un genitore che ha fatto irruzione in una classe di una scuola media a Morgano, aggredendo verbalmente un insegnante, la colpa quella di aver dato un brutto voto al figlio. Un brutto voto preso a scuola e anziché chiedere spiegazioni al figlio, il padre si precipita a scuola, irrompe in classe e aggredisce verbalmente l'insegnante. Tutto sotto gli occhi impauriti degli alunni. È accaduto alle medie di Morgano. Siamo indignati, dice il sindaco, è un mondo che va alla rovescia. Un genitore che entra in classe e impone la sua arroganza è inaccettabile. Il padre ha approfittato di un giorno di colloquio famiglie e insegnanti, ma invece di attendere ha deciso di intervenire. Ha eluso un attimino quelli che erano i controlli, che comunque sono sempre fermi nelle nostre scuole, e si è presentato piombato in una classe dove appunto la classe del figlio, e accusando la professoressa di aver dato un brutto voto al figlio, e poi interrogando anche in malo modo i ragazzi e sostenendo se era giusto e corretto che la professoressa avesse dato questo brutto voto. Un comportamento che ha turbato gli studenti, che ha lasciato l'amaro in bocca al personale della scuola e agli stessi amministratori locali. Io sono assolutamente indignato e che avvengano ancora queste cose e che ci sia l'arroganza da parte di qualche genitore a dover insegnare come si educa un proprio figlio da parte di professionisti. Va alla professoressa tutta la mia solidarietà, assolutamente. Una vicenda che ovviamente non è finita così. Una volta riportata alla calma la situazione, la dirigente ha chiamato i carabinieri. L'uomo rischia ora una denuncia per interruzione di pubblico servizio punibile, secondo il codice penale, con una condanna che può raggiungere fino ad 1 anno di reclusione.
Il valore scolastico è un valore dell'educazione è un valore dal quale non possiamo prescindere, e il rispetto della gerarchia degli insegnanti è altrettanto valido. Se c'è qualcosa da dire ci sono i canali giusti, i canali educati per poter esprimere le proprie osservanze e le proprie dimostranze al professore, senza piombare in classe in maniera barbara assolutamente. Ed ora il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza dedicato alle rapine avvenute sotto le feste. Oggi il vertice in Prefettura a Treviso con il prefetto Laganà, che si è detta anche disponibile a incontrare i rappresentanti della organizzazione Furti in Corso. Arriva un'apertura da parte del prefetto Maria Rosaria Laganà all'associazione in cui si è costituito su iniziativa di Cristian Demma il gruppo Facebook Furti in Corso. A margine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dedicato alle rapine avvenute durante le feste di Natale, una decina in provincia, la rappresentante del governo si è detta disponibile a un incontro. Assolutamente sì, ci mancherebbe. Rimangono i distinguo che Laganà ha sempre sottolineato rispetto al controllo del territorio fai da te, si tratti di semplici cittadini o vigilanze private. Il cittadino è libero di adottare come dire, quelle che sono le misure che ritiene più opportune per prevenire quelli che sono i furti. Rimane però indubitabile, oggi l'abbiamo anche così ribadito, che il coinvolgimento immediato deve essere per le forze dell'ordine. Sul fronte dei reati furti in casa e rapine, il tavolo intorno al quale si sono seduti prefetto e comandanti delle forze dell'ordine ha appurato che i numeri nel 2018 sono comunque in calo, ad agire non bande organizzate ma rapinatori più o meno estemporanei, a volte addirittura disarmati. Certo, questi fatti come dire, preoccupano soprattutto le persone che evidentemente subiscono questi episodi, di cui ci dobbiamo farci carico, quindi non c'è nessun allarme particolare, ma abbiamo ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione, e anche sono emerse anche alcune iniziative che vedremo di mettere in campo, per esempio per quanto riguarda il fatto di verificare se per esempio gli esercizi commerciali, tutti come già in passato era stato anche più volte auspicato, si siano anche dotati o si possono dotare anche di ulteriori strumenti volti a prevenire comunque questi fatti. Ed ora la questione aeroporto, ieri l'annuncio di Save con lo stop all'aumento dei voli, visto che lo scalo del Canova ha raggiunto il suo massimo sviluppo, ma il giorno dopo per il Comitato Aeroporto questa viene definita la fiera della spudoratezza, visto che il limite di 16.300 voli imposto dal Ministero è stato già ampiamente superato. A vivere in queste condizioni noi riteniamo che chi vive sotto le rotte degli aerei vive in una condizione di rischio per la propria salute, e questo è quello che ci preoccupa, la salute dei cittadini, cosa di cui nessuna autorità si interessa. È lo sfogo del presidente del Comitato Aeroporto Corradetti dopo l'annuncio di Save di aver raggiunto con oltre 3.300.000 passeggeri all'anno il limite massimo per lo scalo di Treviso. La fiera della spudoratezza la definisce Corradetti. Noi diciamo che è assolutamente una presa in giro, perché innanzitutto loro stessi si erano posto il limite che hanno raggiunto nel 2018 e nel 2030, quindi già qua c'è un qualcosa che non quadra, no? È una presa in giro assolutamente. 23.000 voli l'anno invece dei 16.300 concordati, ormai per il Comitato il danno è fatto. Questa cifra andrebbe rivista al ribasso. Il sindaco di Treviso, l'ENAC e le autorità locali non sono loro che devono decidere il futuro dell'aeroporto. Il futuro dell'aeroporto deve essere deciso dalla Commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente. E guarda caso questa Commissione, sulle proposte precedenti presentate, ha espresso solo ed esclusivamente pareri negativi. Aspetto che rimarca anche il consigliere regionale del PD Andrea Zanoni, che più volte anche in regione ha sollecitato questo passaggio. Di riduzione dei voli parla anche la consigliera comunale di Treviso Antonella Tocchetto. Già tanti 16.000, noi dobbiamo fare un ragionamento su questo aeroporto che è funzionale alla città, ma non può essere troppo gravoso per l'inquinamento della città e per le persone che ci vivono vicino, alle quali alcune patologie respiratorie sono state evidenziate. Paradossi della burocrazia, in uno di questi è incappato il sindacalista della CGIL Nicola Talmi, guardate. Il padre Umberto è morto a giugno scorso, ma dall'azienda di fornitura del gas continuavano ad arrivare bollette da pagare, malgrado per la disdetta del contratto, il figlio, il sindacalista trevigiano della CGIL Nicola Talmi,
avesse inviato via posta certificata tutta la documentazione del caso. Interpellata l'azienda si è sentito dare una risposta a dir poco paradossale, che ha raccontato sui social. Sì, un po' da ridere, nel senso che voglio dire, io do la disdetta perché è deceduto mio padre, metto ovviamente il certificato di morte di mio padre, i suoi documenti, il mio, tutti i riferimenti, e loro dopo un po' mi rispondono non possono accettare perché manca la firma del deceduto. È evidente che essendo deceduto non poteva firmare. Un errore certo che dà però la misura di dove la burocrazia possa arrivare. Al di là del mio caso personale che ho affidato alla Fede Consumatori che risolverà la questione senz'altro, mi domando un pensionato, un anziano che gli capitano queste cose come possa, voglio dire, di fronte a queste richieste anche un po' surreali, l'utilizzo della PEC, solo il formato elettronico, mai la possibilità di parlare con una persona, io ho paura che molto spesso gli anziani si trovino totalmente disarmati e inermi di fronte a questa burocrazia. Tanto più perché queste complicate incombenze colpiscono famiglie o singoli già provati dalla perdita di un familiare, che gli enti che lavorano col pubblico dovrebbero agevolare invece che tormentare. I problemi per chi sopravvive sono tanti, sono molti, la burocrazia è molto impegnativa per le successioni e quant'altro, bisognerebbe che, diciamo così, soprattutto questi grossi enti pubblici che forniscono energia semplificassero la vita ai cittadini e soprattutto alle persone che hanno avuto un lutto. Un altro paradosso, un'altra denuncia è quella di un papà di Villorba nel mirino della sua protesta, il palazzetto dello sport di Castelfranco. Il sogno di ogni papà vedere la propria figlia giocare in una gara importante, un sogno anche per Claudio Guidolin di Villorba, che ieri sera si è recato al palazzetto dello sport di Castelfranco per la partita di volley femminile, gli ottavi di finale del campionato, tra le padrone di casa e il Fontane, dove milita la sua ragazza. Ma l'uomo non ha potuto vedere la gara, anzi è stato costretto a rimanere in macchina per tutta la durata della partita. Il problema è semplice, Claudio si muove con una carrozzina elettrica. Ho bisogno di entrare da un passaggio agevolato, non dove ci sono scale o cose di questo genere. E quando sono arrivato al palazzetto ho visto che praticamente non potevo entrare. L'uomo ha iniziato così a chiedere se ci fosse un'entrata diversa per le persone in carrozzina. Qualche minuto ed è stata trovata, un ingresso poco più avanti, ma la beffa era dietro l'angolo. Effettivamente lì c'era un montascale, però per arrivare al montascale c'era una cancellata che era ben chiusa con la catena e lucchetto e quindi era impossibile accedere al montascale. L'odissea non è finita qui, gentilmente la persona che si era interessata aiutando Claudio fin in quel momento è salita al palazzetto per chiedere le chiavi del cancello. Quindi ho aspettato un bel 10 minuti, quarto d'ora che le persone arrivassero. Prima che aprissero il cancello ho detto ma il montascale che portata ha? E effettivamente il montascale era di quelli che non avrebbero sopportato il peso mio e della carrozzina, sicché inutilizzabile per me. E sicché ho salutato, ho ringraziato e mi sono accomodato in macchina, ho aspettato che finisse la partita, sono usciti e siamo rientrati a casa. Indignazione e rabbia per quanto accaduto lasciano spazio anche alla rassegnazione. Mi rendo conto che le amministrazioni hanno grosse difficoltà anche economiche, quindi adeguare tutte le strutture anche dal punto di vista dell'accessibilità diventa complicato, però è proprio un segno di civiltà e di attenzione verso tutti quando si fanno questo tipo di... Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, dunque ancora il telegiornale di Treviso, è a Ponzano adesso per la raccolta firme tra i residenti, l'obiettivo è quello di riavere i 2 medici di base che mancano ormai da più di un mese. Il suo medico è tra quelli che sono rimasti? No, sì, sono rimasti, il mio è rimasto, allora non mi preoccupo, però mi dispiace perché tutti gli altri hanno bisogno. A questa signora è andata bene, ma non si può dire lo stesso per oltre 1000 dei suoi compaesani. A Ponzano, infatti, dal 1 dicembre scorso mancano all'appello 2 degli 8 medici di famiglia in servizio nel territorio comunale. Una dottoressa, infatti, è andata in pensione e l'altro medico che condivideva con lei l'ambulatorio si è trasferito a Povegliano. Circa 1500 pazienti sono quindi rimasti per certi versi a piedi. Alcuni, per visite e ricette, devono allungarsi fino a Povegliano. Altri hanno cercato invano di bussare alla porta degli altri medici di base presenti. Tutti i medici a Ponzano Veneto hanno più
chiamiamoli clienti di quelli che dovrebbero. Pazienti, bravo. Si sono rifiutati, nel senso che dicono noi abbiamo già, come la convenzione con l'URSS, abbiamo i nostri 1500 e qualcosa pazienti e non abbiamo intenzione di allargarci di più. La situazione è a dir poco critica e poco efficace la soluzione trovata in via provvisoria, con l'arrivo di un medico da Morgano per poche ore a settimana. La soluzione vera sarebbe quella di far venire altri 2 medici qui, cioè chiudere il buco che si è creato. Per reintegrare l'organico dei medici, CGIL e CISL hanno dato il via ad una petizione che si può firmare nelle farmacie del comune e nei vari punti di raccolta, come questa mattina al mercato di Paderno. Ho già firmato la carta per avere che si vergognassero, che dobbiamo andare a Povegliano. Buona parte della popolazione la prende a cuore. Cerchiamo di ottenere 2 medici qua che restino in comune. Alla fine a subire il disagio maggiore sono gli anziani, per i quali diventa un'impresa anche solo ottenere una ricetta. Bisogna mettere nel vasetto, là dentro una cosa, una busta con nome e cognome, con tutte le medicine e poi dopo darlo a prendere ogni 3 giorni. Insomma 2 entrare in mano. E adesso a Crocetta del Montello per conoscere Serena, una giovane donna che da 8 anni lotta contro il cancro e ha deciso di raccontare la sua battaglia e la malattia in un blog per aiutare, dice, altri come me a capire che si può affrontare tutto, che la vita merita di essere vissuta in ogni istante. La malattia è sicuramente una sfiga, un incidente di percorso. C'è chi magari la definisce una fortuna, un dono, ma quello sicuramente no. Sicuramente mi ha fatto capire delle cose positive. Serena Zai ha 34 anni e una forza e una grinta da vendere, nonostante da 8 combatta contro il cancro. Aveva 26 anni quando le è stato diagnosticato un tumore al seno, ma anche in quell'occasione la ragazza non si è piegata alla malattia. Non sono rimasta scioccata, sinceramente, nel senso che io ho subito pensato che avrei potuto curarmi. E quindi ci ho creduto e ho fatto tutto quello che dovevo fare e sono stata bene per 8 anni. 8 anni non semplici con 3 recidive ascellari che ha però sempre affrontato con ottimismo. Poi qualche mese fa dei forti mal di testa, l'attacco e una nuova terribile diagnosi. Mi hanno trovato una lesione cerebrale nel lobo frontale di destra ed è compatibile con una metastasi. Venerdì scorso l'operazione a Milano, ieri dopo 4 giorni di degenza il rientro a casa e anche se sono stati momenti difficili tra complicazioni e forti dolori, Serena oggi sorride alla vita. Ho voglia di reagire e di tirarmi su, nel senso che ho voglia di fare un sacco di cose e sicuramente non voglio demoralizzarmi. Alle sue spalle l'albero addobbato ancora da disfare perché ci racconta l'ultima diagnosi arrivata a 3 giorni dal Natale e così è ancora lì per potermelo godere un po'. Nella vita fa la segretaria, ma ha un sogno nel cassetto, insegnare, anche se in qualche modo questo desiderio sembra averlo già realizzato, visto che attraverso il suo blog sta aiutando altre persone a convivere con la malattia. L'idea del blog è nata per caso, non sapevo cosa fare, racconta Serena, e ho iniziato e ora scrivere mi fa bene. Racconto della malattia, di quello che succede, delle mie compagne di sventura, siamo in tante e mi stanno molto vicino anche loro. Ma Serena non si è fermata al blog, a breve verrà pubblicato un suo libro, il titolo La vita addosso. E ho voluto dare un titolo forte e positivo, non volevo qualcosa di negativo, con la parola cancro o con qualcosa di pesante. E la vita addosso perché è quello che effettivamente io ho sempre sentito. L'ultimo messaggio è per chi ha incontrato come lei sulla strada la malattia, o meglio, come lo chiama Serena, un incidente. Di non abbattersi mai, di non perdere la speranza né nelle persone vicino né nella medicina assolutamente e di comunque pensare che dentro abbiamo la forza per affrontare qualsiasi cosa. Poi nella vita non si sa mai cosa capita, per cui è meglio viverla. Complimenti davvero alla forza di Serena. Ed ora vi lascio al meteo, prima però vi ricordo 20:10 fra pochissimo con Ferdinando Avarino, ci saranno Alessandro Bisatto, segretario regionale del Partito Democratico, e Matteo Marin della Lega di Treviso. È tutto dunque, le previsioni del tempo, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.
Ben ritrovati al meteo, cambia il tempo sulle nostre regioni, vediamo il dettaglio. Sul Veneto, la lunga parentesi all'insegna del bel tempo subirà una battuta d'arresto, peggiora infatti il tempo sulla nostra regione, con cielo più nuvoloso e con piogge via via più diffuse nel corso della giornata, localmente anche forti. Temperature minime comprese tra 1 e 6 gradi, massime tra 4 e 8 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione cambia anche sulla nostra regione. Il cielo si presenterà molto nuvoloso e spesso coperto con precipitazioni sparse ma frequenti. Pericolo per locali nubifragi durante le ore notturne. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime oscillanti tra 6 e 10 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso il tempo peggiora rispetto ai giorni scorsi. Il cielo sarà coperto con precipitazioni piuttosto diffuse sul territorio regionale e anche con locali nevicate a quote basse. Temperature minime comprese tra 0 e 6 gradi, massime tra 8 e 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.